Perché da giorni oramai la famiglia Benetton è al centro del dibattito politico ed è stata messa dall'opinione pubblica sul banco degli imputati. Noi con la nostra Michela Faggiani siamo andati nel loro quartier generale, Ponzano Veneto. Siamo a Ponzano Veneto, comune del Trevigiano. Qui nel 1965 è iniziata l'attività tessile e la fortuna della famiglia Benetton e anche del territorio. Nel solo centro operativo a Villorbe i dipendenti sono 920. Nessuno qui parla male dei Benetton, nemmeno il mondo sindacale. Il mio parere sarà sempre positivo, benevolo, favorevole rispetto alla famiglia Benetton. Non è che possiamo parlare male di una famiglia che è diventata un'istituzione per il Trevigiano. L'azienda Benetton anche durante la crisi ha mantenuto qui a Treviso un'attività costante e questo ovviamente ci ha rassicurato e rasserenato. C'è molta stima, semmai la critica è proprio quella di aver abbandonato il suo settore tradizionale, quello dell'industria, quello della produzione, e aver in qualche modo accarezzato invece il sogno della finanza. Proviamo ad entrare nel negozio principale nel centro di Treviso per parlare con i dipendenti. Vi ringraziamo, possiamo rilasciare comunicazioni. Per i trevigiani i Benetton sono anche dei mecenati. Da 30 anni investono in cultura attraverso la Fondazione Benetton Studi e Ricerche. L'azione del signor Luciano, quello di recuperare luoghi disastrati, anche questo luogo era disastrato fino al 2000. I Benetton ci hanno sempre creduto e ci hanno sempre lasciato lavorare su questi temi con grandissima libertà, questo è un privilegio assoluto. Appena fuori Treviso c'è la Ghirada, la cittadella dello sport, 22 ettari di terreno che la famiglia ha affidato a Verde Sport, braccio operativo nel ramo sportivo del gruppo. Qui si allena la squadra di rugby di Serie A che la famiglia continua a sostenere. È l'unico esempio in Italia e pensiamo anche in Europa di centro sportivo privato, voluto da privati ma aperto gratuitamente al pubblico dalla mattina alla sera. Sono stati vinti qualcosa come 66 trofei in 25 anni, sia a livello italiano che internazionale. Tra la famiglia e il suo territorio c'è dunque un legame viscerale che però, almeno per qualcuno, non cancella la voglia di verità e giustizia. Se hanno sbagliato devono assumersi le proprie responsabilità. Io credo che in questo momento bisogna stare tutti molto calmi, abbassare i toni e lasciare che gli organi competenti facciano le loro indagini, poi chi ha sbagliato dovrà pagare. I villorbesi riescono a scindere quello che è la famiglia Benetton da quello che sono le società. Che diano l'esempio loro, che hanno i quattrini, che siano meglio degli operai ed eccetera. Il popolo non deve essere truffato.